Buongiorno ragazzi. Oggi vi porto lungo il cammino di Santa Barbara a vedere uno spettacolo che potete cominciare a vedere da qui. Adesso noi scenderemo giù e ci faremo tutto il giro dell'edificio. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla prima struttura e adesso vedremo anche se è possibile entrare in alcune di queste, perché vedo che comunque alcune sono recintate e chiaramente lì non entreremo, mentre qua sembra che sia tutto aperto. Ci facciamo un po' di panoramica. Bello, bello davvero. Guardate che meraviglia. Qua è completamente crollato. Figo però, Figo figo. Dai qui, bellissimo. Bellissimo. Qua sarebbe bello far volare il drone, però non sono convinto. Quindi adesso facciamo una prova. Bravo. La voglia di salire qua è tanta, però sembra abbastanza rischioso. Eh. Ragazzi, non lo so. Ora proviamo. Ok. Allora, vediamo un po'. La faccio qui perché qua sicuramente non so se vi rendete conto, ma è scivoloso e non ci sono più gradini, praticamente è un'unica discesa, quindi tanto lì non c'è niente di particolare, quindi non saliamo e poi evitiamo anche di rovinare una bella giornata. Sto scendendo ed è rischioso, diamine se è rischioso. Allora, con molta calma cerchiamo i gradini che ancora esistono, e ce ne sono veramente pochi. Ok, e qua ci dobbiamo tenere alla parete perché in realtà non esiste più la parte sottostante. Ok, bene, dai, sembra che ce l'abbiamo fatta. Quanto è scivoloso, diavolo! Ma ci possiamo affacciare. E qui possiamo entrare. Ok. Vedo che qua c'è anche un altro passaggio. Sperando che non ci sia un foro qua sotto. Ah no, è solo una conca, niente di che. Va bene. Dai, continuiamo la visita e cerchiamo la vera laveria. Qua stiamo facendo la passeggiata del Belvedere. E questa è una roccia famosa, veramente famosa. Guardate che meraviglia. Cerco anche di sporgermi un po' per farvela vedere bene. Guardate che panorama. E prima eravamo laggiù. Guardate anche la strada, perché è bello anche da vedere solo la strada e la spiaggia in lontananza, è meraviglioso. E continuiamo lungo il Belvedere cercando l'ingresso per la laveria. Sì, allora questa è la parte più brutta, raga,
praticamente, a parte il fatto che ho scelto le scarpe assolutamente sbagliate, ma è veramente molto ripido e si rischia di scivolare giù. Io se non faccio cose rischiose non sono contento. Ok, però dai, con pazienza non è così impossibile. Che bisogna stare attenti perché altrimenti si scende giù direttamente. Allora, qua sembra che ci sia una sorta di gradinata creata con la terra di riporto. Oh mamma, questa è spaventosa. Allora, vediamo un po'. Sarà bello risalire qua. Allora, dici? Ormai. Sai che faccio? Io scendo così, non mi perché qua se mi metto in piedi perdo il grip e cado. Ok. Beata te, Bonnie. Sì, qua è scivolosissimo. Ok, ce l'ho fatta. Qua è pauroso, ma siamo arrivati. E quindi continuiamo. Ed eccoci qua, siamo arrivati attraverso questo piccolo sentiero fino a questo che vi faccio vedere. Qua c'è l'argano che tirava sui carrelli e questa è la discesa che dobbiamo fare, una scalinata favolosa che ci porterà dritti dritti alla laveria. Iniziamo. Allora, io qua regolo un po' l'action verso il basso perché memore della precedente esperienza ho perso un pezzo di ripresa. Allora, ragazzi, in realtà questa che voi vedete che sembra ripidissima dà questa sensazione unicamente perché è veramente molto lunga, ma non è così ripida. L'alzata e la pedata sono pressoché normali, è semplicemente snervante perché è davvero tanto da fare. Vi faccio vedere qua dove siamo. Raga, è favoloso, merita davvero. E lì c'è un altro gruppo di escursionisti, adesso li incontreremo in discesa. Chiaramente andremo a censurare le facce se li registrerò. Ma adesso interrompiamo, tanto questa è tutta una scalinata, raga. Anzi, interrompiamo quando raggiungiamo questa cosa che voglio vedere che cos'è. Allora, se avete problemi alle ginocchia, questo posto non fa per voi. Ah, ecco cosa c'è. Qua c'è un... vedete? Uno scambio praticamente. Davvero bello. E siamo ormai giunti alla parte finale. È pieno di turisti, infatti stiamo facendo praticamente un saluta di continuo. Qua diventa un po' sporca la scala, bisogna stare attenti. Ma ci siamo, dai, siamo arrivati. Su. Questa cosa mette a dura prova le ginocchia, ragazzi. Stupendo però. Ok, e siamo giunti alla laveria. Adesso raddrizziamo la action. Ok. E cominciamo a vedere. Qua sono delle strutture sempre abbandonate. Altre scale, tanto per cambiare. Sembra che ci si possa entrare, ragazzi, ci si può entrare. Ciao! Qua c'è una struttura, vediamo un po' se si può entrare. Qua sta crollando e francamente non è un granché. Via, fuori da qui. E qua dovrebbe essere chiuso e invece
tutto aperto. No, non ve l'ho mai chiesto. Sì, sì, bellissimo raga, è tutto aperto e cerchiamo di indirizzare verso il basso, guardate un po' che roba. E sembra che sia tutto visitabile, è stupendo, io mi faccio qui adesso. Allora, iniziamo, ok, questo cos'è? No, non ci credo, che figata. Cioè, guardate qua esce di lato, però io non ci passo qua sotto, raga, eh? Ci passo perché questa è una zona mineraria, potrebbe crollare, quindi zero. Ok, magari mi faccio fare una foto dall'altra parte. Allora, vediamo qua in che condizioni è. Allora, dunque qui non si può scendere, possiamo entrare dalla parte di sotto. Sì, qua ci affacciamo qua un attimo, vediamo se ne vale la pena. Ok, qua ragazzi sempre con la giusta dose di raziocinio, ok? Non lanciatevi a fare cose assurde perché potreste lasciarci l'osso del collo. Bello però, eh? Continuiamo a scendere, vediamo quell'ingresso che si vede là in basso. Allora continuiamo la discesa, sempre altre scale. Non nego che sia faticoso, eh? Vabbè, qua si può entrare però. Ok, allora qua è tutto bucato, io ve lo faccio vedere un po' così, guardate qua. Allora sono delle buche che non sono profonde, probabilmente sono per dei macchinari. Passo lungo le pareti così non corriamo rischi. Guardate anche qua ci sono degli altri fori. Qua stiamo passando proprio sopra. E qui ci facciamo nella struttura ancora più in basso, che andremo a vedere. Ok, e qua è bello qua. Certo, se soffrite di vertigini evitate, però è davvero bello. Quindi qua sotto penso che sia effettivamente pericoloso, e quindi evitiamo chiaramente di passarci sopra. Torniamo indietro. In realtà qua è tutto così, è tutto mezzo crollato, quindi occhio, occhio, occhio. Qua vedete che l'arco è sostenuto con un'impalcatura abbastanza semplice. Ok, allora entriamo da qui anche. Ok, e questo è uno dei punti più bassi. Passiamo proprio qua sotto, guardate che meraviglia. Allora, è abbastanza precario, quindi calma, cercando di non toccare nulla. Guardate che meraviglia, che panorama che c'è da qui. Potremmo anche affacciarci dall'altra parte, vediamo. Ok, e vabbè, questa struttura, questa parte è simile all'altra, però qua vedo che c'è del metallo e cemento, e francamente qui io penso che sia tutto cavo, quindi qua sotto io non passo assolutamente. Questo è davvero pericoloso e sarebbe un rischio troppo stupido. Ok, quindi procediamo. E continuiamo la discesa. Guarda quell'arco. Sì, una grotta, una grotta. No, io l'ho fatta andare qui, Stefano.
No, io mi sto venendo nervoso che non abbiamo portato il costume. Minchia, non dirlo a me. Posso dobbiamo fare. Io non li sopporto, mi giuro. Questa com'è? Come finisce sta scheda? De culo dobbiamo andare. De culo? Dici? Qui, Bonnie. Ah no, vabbè. No, qui Bonnie. Beh, Bonnie non è una buona idea. Ok. Sì, ma si storpia. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Allora, chi sale per primo? Sali tu e poi tu dal cane. E si ricomincia la salita. Ah, però. Era meno peggio di quello che pensavo. Ok. Si ricomincia a salire. La salita è più impegnativa della discesa, ve lo posso garantire. Guardate che meraviglia. Un ultimo scorcio. Questa è la struttura dove c'era un periodo l'altalena che purtroppo è stata tolta, quindi niente, non siamo neanche entrati. Guardate che meraviglia però ragazzi, è stupendo, davvero stupendo. E ora saliamo come se non ci fosse un domani. Massacrante. Ok. Allora, qua finisce la gradinata e comincia la salita vera e propria. Qua è un percorso tipo trekking, bisogna usare le mani, le gambe e stare molto attenti. Allora, qua praticamente sto salendo a cagnolino perché che fatica raga, è molto viscido. Guardate che roba, sto salendo qui non so neanche, forse da qua sono passato prima, non da qua. Ok,
Mi sento molto capra di montagna adesso, eh. Uff. Ci siamo quasi, sono quasi arrivato. Opla. Ok, raga, ce l'ho fatta. Wow! E lungo il percorso inverso abbiamo trovato questa galleria. E che facciamo? Non la visitiamo? Probabilmente sarà chiusa, non credo che sia un'apertura. Ah, infatti è solo un passaggio. La cosa bella è che possiamo passarci. È bellissima. Ragazzi, è bellissima. Mi sento tanto minatore adesso. E si esce dall'altra parte. Stupendo, stupendo. Guardate qui, capolavoro. Sì, guardate la grotta, se la vedete. Bello, 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 bello. Spero che vi sia piaciuto, io ci ho lasciato i polmoni e ci vediamo alla prossima. Ciao!